La protesta dei residenti di San Vitale a Canizzano per la sospensione della linea 55 del bus a causa della strada troppo stretta è arrivata fino a Cassugana. Manifesti, striscioni, oltre 300 firme raccolte e la ferma intenzione di ribadire che senza il trasporto pubblico la località defilata rispetto al cuore del quartiere diventerebbe invivibile. Io vorrei chiedere a questa amministrazione, a nome di tutte le mamme, come posso io portare contemporaneamente 2 figli, c'è chi ne ha anche 3, a orari differenti alle scuole. Ci sono state promesse proprio in zona Canizzano, si sono impegnati sia il sindaco Conte che Barbisan, si sono spesi per mettere in ordine, cioè avvicinare i cittadini di Canizzano al centro storico, quindi è giusto mettere in pratica anche le promesse fatte. È importante risolvere il problema alla radice anche. Comunque prima di tutto l'autobus, cioè la nostra principale richiesta è il ripristino immediato dell'autobus. A parlare con il sindaco Mario Conte e la giunta non sono saliti solo in 4 come previsto. Alla fine ha partecipato tutto il folto gruppo, un'ora di confronto anche acceso. Abbiamo capito le necessità degli utenti, necessità reali, abbiamo già interessato i nostri uffici e la MOM perché si possa trovare in tempi rapidi una soluzione. Penso nei prossimi giorni la questione verrà risolta. Il Comune chiederà a MOM di ripristinare la corsa a partire dal 1° settembre. Nel frattempo verrà posizionata nuova segnaletica e forse anche dei dissuasori per ridurre la velocità dei mezzi in transito. A breve partiranno i lavori di ATS per la posa dell'acquedotto e in quel contesto la carreggiata verrà leggermente allargata, tra le ipotesi anche quella di ricavare piccole piazzole laterali. Noi abbiamo esposto dei punti del codice della strada e delle normative che ad oggi non possono loro togliere l'autobus, insomma la normativa vigente per le nuove strade prevede che devono esserci delle misure particolari perché possa transitare un autobus, ma nelle strade già esistenti l'autobus deve transitare come ha sempre transitato da 40 anni a questa parte.